sei appunto vice sindaco di Asiago, ma fai tante altre cose nella vita, o ne hai fatte in passato? Sei sempre stata... Hai voglia di fare politica per un po' di anni? Beh sì, è una... E da cosa ti è nata questa voglia di fare politica? Ecco, stavo partendo proprio da questo. È una passione che non sapevo di avere, nel senso che quando il sindaco Roberto Rigonestern mi ha proposto di candidarmi, sono rimasta un po' così, ho detto ma... E poi Sta parlando con me? Esatto. Cioè, quando tu ti candidi, diciamo che il periodo anche della campagna elettorale, che è molto intenso, è molto... E quindi negli anni l'ho sempre vista come una destinazione per chi ama lo sci, ama l'approccio alla montagna, appunto, e ritrova quella che è una sorta di paradiso in terra. Certo. In quell'altopiana. Diciamo che la città di Asiago si presta benissimo sia a livello turistico, quindi eventi. E questo è importante, cioè sentire appunto le esigenze anche appunto di tutti gli abitanti, anche più giovani, che hanno avuto delle idee pazzesche. Questo secondo me è la chiave. Thanks for listening to Campus Cast. Subscribe for more insights and conversations. See you next time.